Vicepresidente, oggi questa riunione per ridefinire l'assetto, se non altro nel settore delle politiche sociali, per i comuni. Sì, insieme con l'assessore Roberti stiamo avviando questa consultazione con tutti i sindaci legati agli ambiti socioassistenziali. La nostra opinione è quella che il sistema delle UTI non funziona, l'abbiamo detto in campagna elettorale, io l'ho detto 5 anni in Consiglio regionale contrastando nel merito questo tipo di impostazione. Noi pensiamo che in questo servizio si debba ritornare all'esperienza del passato, esperienza che vedeva intanto le riforme degli enti locali e della salute parlarsi tra di loro e oltretutto metteva nelle condizioni tutti i sindaci, siano essi dentro le UTI o fuori le UTI, di discutere delle loro scelte relativamente al servizio sociale che deve essere garantito ai cittadini. Non è possibile che il servizio sociale possa essere deciso anche per i comuni che non stanno dentro le UTI dalle risorse che vengono trasferite al gestore, dove tutti i comuni garantiscono questo, ma soltanto una parte dei sindaci assumono le scelte. Questa è una decisione che noi non condividiamo e quindi stiamo lavorando senza forzature, senza tensioni, incontrando i sindaci, conoscendo la loro esperienza, però raccontando in maniera corretta e determinata quelle che sono le nostre opinioni. Assessore Roberti, il 1° luglio ci sarà la prima scadenza. Che cosa succederà? Oggi ho presentato al CAL nella prima riunione informale la prima proposta di modifica alla legge 26 in cui si cancella la scadenza del 1° luglio. E a seguire oggi pomeriggio abbiamo incontrato i sindaci assieme al vicepresidente Riccardi, i sindaci del vecchio ambito territoriale. Non a caso il vecchio ambito, perché è evidente che se l'intenzione è quello di favorire i sindaci nella loro attività, togliendo ogni tipo di penalizzazione, togliendo l'obbligo a rimanere o ad entrare all'interno dell'UTI, dall'altra dobbiamo garantire che alcuni servizi funzionino e funzionino in modo ottimale. Un primo incontro, ne seguiranno tutti gli altri, quindi incontreremo tutti i sindaci della regione divisi per ambiti territoriali. Abbiamo iniziato da Udine, poi nei prossimi giorni tutti gli altri appuntamenti. Questi incontri ci serviranno anche ovviamente per raccogliere quelle che possono essere delle proposte, delle criticità che ci arrivano direttamente dal territorio nell'ottica di quella condivisione, di quell'ascolto che abbiamo annunciato e che lo stesso Presidente ha annunciato durante il suo discorso programmatico.